Buonasera a tutti ragazzi, errori da evitare di fare quando si cucina. Questo è un errore che può essere anche rischioso. In effetti, secondo uno studio, ragazzi, e non secondo me, hanno fatto proprio cura per evitare che i batteri presenti si diffondano in tutta la cucina. Questo è stato fatto da un gruppo di scienziati, non da me, quindi diciamo ci sono trucchi per eliminare questi rischi. In effetti, come ben sapete, la carne di pollo è pericolosa per la salmonella o campibatteri. Quindi, per verificare l'utilità del lavaggio, sono state arruolate 300 persone che hanno condotto questo esperimento. In effetti, un gruppo ha fatto il pollo normalmente, cioè l'ha lavato e poi l'ha cotto. Un altro gruppo ha seguito quello che giustamente gli scienziati avevano detto. In effetti è il risultato che i polli che erano stati lavati avevano diffuso il virus, diciamo come la salmonella, il virus che avevano iniettato nel pollo perché era un esperimento, però non era quella là tipo pericolosa e si è diffusa in tutta la cucina, sì, e in tutta, diciamo, le verdure che avevano preparato e tutto, cioè stava ovunque questo batterio. Invece dove non avevano sciacquato il pollo non era presente questo, diciamo, virus, batterio pericoloso, come lo vogliamo chiamare. Quindi in effetti loro dicono solamente che va fatto prima la verdura, cioè il contorno, su un tagliere. Poi dopo metti a cuocere la carne, così come la prendi dalla confezione, senza sciacquare e toccare nulla. Quindi prendi, la vuoi fare arrostita, lo vuoi fare, poi dipende anche dal pezzo che fai. Quindi, e se lo vuoi tagliare, una coscia di pollo che la vuoi tagliare o che sia, si raccomanda di cambiare tagliere e coltello. Poi di risciacquare per bene e lasciare così. Quindi non va sciacquato perché si diffonde subito questo virus, diciamo, batterio. Quindi poi lavarsi le mani per almeno 20 secondi dopo aver maneggiato la carne e usare un termometro. Stasera secondo me è festa da qualche parte qui. E usare un termometro che raggiunga almeno i 73 gradi durante la cottura. Quindi assicurarsi sempre che le temperature siano elevate. Qui sarà qualche festa da qualche lato, quindi ho chiuso un attimo la porta perché si sentiva un casino. Ma non lo so, Mastello, forse qua come fanno un compleanno sparano botti da tutti i lati, non sempre qua. Qua come fanno pure 10 anni o 12 anni, vedi fuochi d'artificio, sempre un casino qua. Quindi ragazzi l'unica cosa da fare è prendere il pollo e metterlo direttamente nella pentola, lo mettete a bollire semmai e dopo, quando è, diciamo, è bollito per un po' di tempo, dopo buttate l'acqua quella lì, poi intaccate il pollo o continuate che lo volete rosolare, diciamo, sulla piastra, oppure lo fate con le patate a forno, oppure lo fate arrostito. Quindi si consiglia prima una bella bollitura, bella molto sostanziosa, che fa bollire, lo fa sgrassare. Innanzitutto togliete la pelle, quindi se usate questa tecnica di bollire prima, la pelle rimane, rimanetela vicina, poi dopo la togliete. Quindi il trucco sta così, così il pollo non lo maneggiate tanto. Quindi aprite la confezione, prendete anche tipo uno straccio di carta, quello del Scottex assorbente, lo metti scaldiamo la minestra, lo mettete nell'acqua bollente, lo fate bollire pure mezz'oretta e poi dopo decidete se continuarlo arrostito oppure se farlo a forno con le patate oppure mangiarlo così. Quindi questo è il trucco che hanno usato.
Comunque, per essere sicuri che questo batterio non sia presente, deve raggiungere i 73 gradi durante la cottura. Quindi dovreste usare tipo un termometro, quelli per misurare la temperatura. Però ragazzi, basta 10-20 minuti da quando l'acqua bolle e si toglie tutto, ragazzi, questo è garantito. Quindi basta un bel bollo pesante e il virus se ne va via. Quindi evitate di sciacquare, perché l'acqua che poi tocca i bordi del lavandino, tocca le verdure, quindi il pollo fatelo per ultimo, preparate prima i contorni, tutto questo, e poi il pollo lo fate per ultimo. Cambiate coltello e tagliere sempre, e poi sciacquatevi le mani per 20 secondi, e poi usate quel detergente per sterilizzare le mani che vendono in tutte le farmacie. Quindi sciacquare il pollo non va bene, invece anche io la verità l'ho fatto un sacco di volte, quindi mi sa che non lo devo fare più. Questa cosa qui, ragazzi, non la sapevo davvero neanche io. Ma questo è un esperimento che hanno fatto, e hanno detto che in caso il pollo ci sia questo batterio presente, facendo così come ho detto, sciacquando il pollo, peggioriamo la situazione. Sono controllati, quindi non c'è il rischio di salmonella oppure di quest'altro, i campi toccabatteri, però è meglio evitare sta cosa, quindi, perché può capitare che, come abbiamo la fortuna noi, troviamo il pezzo, quello con la salmonella o quest'altro batterio. Quindi evitate di fare queste cose, tanto non vi costa nulla al finale. Pure a me, io prendo il pollo, prendo un fazzoletto, quello là assorbente, lo butto in pentola, lo faccio bollire, e poi dopo gli tolgo la pelle e lo faccio come voglio io, a forno con le patate, arrostito, se mi do dissosso e lo finisco di arrostire sulla piastra. Ognuno poi lo mangia come vuole, quindi la miglior cosa secondo loro è una bella bollitura, poi togli la pelle e tutto, se vi piace la pelle ve la rimanete, e poi o lo mettete nel forno con le patate, e lo fate arrostito, lo fate all'insalata, comunque lo potete fare come volete voi, quindi non è un problema. Oppure direttamente, ragazzi, prendete il pollo sempre con il piede, con un fazzoletto, lo mettete sulla piastra, assicuratevi che la temperatura sia come 73 gradi, però io consiglierei più la bollitura, perché è sicuro che si superano i 73 gradi. Quindi dopo poi lo finisci di fare sulla piastra, è sempre arrostito, quindi si può fare tranquillamente così, ragazzi. Vedete, ogni volta esce sempre qualcosa di nuovo. Questa cosa non la sapevo nemmeno io, che ho lavorato in cucina per tanti anni, ragazzi. Quindi noi, quando arrivavano i pezzi di pollo, noi la verità lo sciacquavamo, poi lo asciugavamo, e poi dipendeva da come andava fatto, chi toglieva la pelle e chi no. Quindi anche noi, quindi, abbiamo fatto degli errori, come sta la situazione. Però questo è uno studio che hanno fatto da pochi giorni, hanno messo su un sito, diciamo, inglese, diciamo la USDA, che il governo degli USA ha fatto questo esperimento, no, questo, diciamo, test, e il risultato è che il pollo non va lavato. Oppure, ragazzi, il pollo lo prendete come sta e lo mettete nel forno 200 gradi, ragazzi, e lo fate cuocere, evitate tutto sto casino. Poi da parte fate un contenitore con le patate, e fate anche le patate, fate sotto e sopra, fate due piani, il pollo sopra e le patate sotto, e poi fate l'incontrario, mettete le patate sopra e il pollo sotto, e avete lo stesso effetto. Vabbè, ragazzi, a botta di parlare di mangiare, mo mi è venuta fame, quindi mo me ne vado io a mangiare qualcosina, e o ci sentiamo dopo, ragazzi, o ci sentiamo domani. Ma è capace che ancora presto qualche altro video lo faccio. Quindi, ragazzi, buon appetito a tutti, e se permettete, mo, parlando di mangiare, vado a mangiare pure io. Quindi ciao a tutti, ciao ragazzi.